Milioni di anni addietro, Shinnok, uno degli dei anziani, volle colpire a tradimento i suoi pari e invase la Terra. Raiden e gli dei anziani fermarono Shinnok, rinchiudendolo nel regno occulto. Altri seguirono le orme di Shinnok, come l'imperatore del regno esterno, Shao Kahn, ossessionato dalla conquista della Terra. Così Raiden spinse gli dei anziani a creare il torneo del Mortal Kombat per equilibrare le sorti, dando una chance alla Terra. Per generazioni, Shao Kahn seguì le regole degli dei anziani. La guerra si spostò nell'arena, dove egli mandò i suoi combattenti a sfidare i migliori difensori di Raiden nel Mortal Kombat. 2 anni fa, lui perse. Ma Shao Kahn non accettò la sconfitta. Violò tutte le regole del Mortal Kombat e invase la Terra. Gran parte dei difensori, i nostri amici, morirono. Divennero malvagi guerrieri non morti. Nonostante questo, fermammo l'invasione di Shao Kahn. Per punizione, i dei anziani lo distrussero. Credevamo che l'incubo fosse finito, ma ora scopriamo che Shinnok stava manipolando gli eventi. L'invasione di Shao Kahn, la sua morte. Era tutto parte del piano di Shinnok per fuggire dal regno occulto e riprendere la guerra contro gli dei anziani. La meta è qui davanti. Hai portato giù senza problemi, giusto? Come sempre. Se con sempre intendi quasi mai. Maggiore? Va bene, avete le coordinate del rendezvous, al confine della foresta. Da lì andremo al portale per il Tempio Celeste di Raiden. Dove ci aspetterà un infuriato ex dio anziano insieme ai suoi diavoli. Ehi, portali, demoni volanti. Tizi ciechi con spade magiche. Sì, il mondo è cambiato. In peggio se non riusciamo a cacciare Shinnok dal Tempio di Raiden. Vuole avvelenare la forza vitale della Terra, il Jinsei. E noi non lasceremo che accada. Io e Kenshi apprezziamo che il Maggiore ci permetta di unirci a voi. Prenderemo a calci il culo ossuto di Shinnok da qui al Regno Occulto. Come sono bravo.
fine è vicina. Stai un pochino esagerando o sbaglio? Grazie e buonanotte. Meglio tornare all'elicottero. Sonia, esci da lì! Quello era fastidiosamente freddo. Grazie e buonanotte. Preferivo combattere dalla stessa parte. Tutto bene? Ci è andata meglio che agli uomini. Mettili nella lista dei crimini per cui Shinnok pagherà.
Raiden, dobbiamo rinforzare le difese del portale di sotto. No, Fujin. È troppo tardi. Ecco i potenti dei della Terra. Tu infanghi questi terreni consacrati, Quan Chi. Vattene! Vi farà piacere vedere i vostri amici. Voi li avete abbandonati a morire, ma io li ho riportati in vita. Una vita peggiore della morte. Qualcosa che presto condividerai. E il mio padrone sarà testimone della tua caduta. Lo attendo molto presto. Jax. Nightwolf. Smoke. Smoke è morto. Io sono Venera. Questa è la tua ultima missione, Sonia. Il vero Jax non colpirebbe il suo migliore amico. Johnny Cage, ucciderti sarà un piacere. Gotcha! E non dire che non ho fatto nulla per te. Getta la spugna. Ah, cavolo! Ti sistemeremo prima o poi. Bene, è un piacere rivederli. Sonia non è lui.
Maggiore Blade. Sergente, cosa c'è? Quello è l'ascensore. Sì, è l'ascensore. Sento questo discenso e le anime dei miei antenati mi guideranno. Sì, ma possono fare più in fretta. Anatagai Rakimasu. Si va su. Tutti indietro, adesso. Avanti. Ragazzi, voi state qui. Chiudete la porta. Eccola qui, Raiden. La tua eredità. Tu avveleni i loro cuori con la speranza. E tu cosa offri? Lo stesso che hai offerto millenni fa, quando hai tradito gli altri dei anziani e hai attaccato la Terra. Noi ti abbiamo fermato, imprigionandoti nel regno occulto. E lo faremo di nuovo. Se allontani l'ombra dalla luce, l'ombra cresce. L'unica vera eredità della vita è la morte, Raiden. I miei seguaci l'hanno accettata e ora vanno avanti. Combattono per me. Non toccherai il Jinsei. Oh sì che lo farò. E chiunque nel regno della terra capirà la verità della morte. Oh, scusi, signora, non l'avevo vista. Miserabile sciagurato, insignificante particella marciarifeccia! Ma come hai osato? Quello è mio! Pronti? Come sempre. Lei sarà la prima a unirsi a me. No!
sono certo di cosa sia successo. Ma sono certo di questo. Non provare a farle del male. Qualcuno ha fatto una foto? Sei davvero un dio anziano caduto. Johnny Cage, l'amuleto! No! Goditi la nuova casa, nonno. Sonia. Johnny. L'abbiamo... Sì, è nostro. Restate qui. Le proprietà della camera cureranno velocemente, Sonia Blade. Quan Chi e gli altri sono andati. Un'ondata di energia nella camera ha sovraccaricato i miei sensi. Possiamo occuparci di Quan Chi più tardi, Kanshi. Oggi abbiamo una ricompensa maggiore. L'amuleto di Shinnok è al suo interno. Il vecchio faccia di pesce. Dobbiamo portare l'amuleto agli dei anziani. Non possono distruggerlo. Nessuno può farlo. Ci daranno dei consigli. Shinnok non potrà mai fuggire. La guerra non è finita. Quan Chi è riuscito a fuggire. Perché sorridete? Mi ha chiamato Johnny. Raiden ha detto che discendo da una specie di culto guerriero del Mediterraneo. Allevato come guerriero per gli dei. Non sono più riuscito a evocare quell'aura verde. L'avevo attivata quando ho visto morire qualcuno che amavo. E invece tu, Cassie, puoi evocare una cosa del genere? O è saltata una generazione? Falla finita, Jin. Non c'è servita Laura in Darfur, o in Iran, o in Kurdistan. Sbaglio, Jackie? No, non sbagli. I monaci ti ci hanno mai mandato, Jin? Ne abbiamo vista di azione, sia io che Takeda. Roba che voi delle forze speciali non avete... Riposo. Siete tutti qui perché ve lo meritate. Ognuno di voi è unico e perfetto. Ora, come di sicuro non sapete, dato che non vedo bigliettini d'auguri, oggi la nostra squadra festeggia ben 6 settimane. Il segretario Blake è contento dei nostri progressi. Anche se gli sputi in testa, è contento dei nostri progressi. È grazie a lui che il signor Cage ha formato questa squadra. Per fortuna lo Shirai Ryu ha scelto me. Posti nuovi, nuove facce. Come il segretario ha evidenziato, un giorno noi vecchie leve dovremo andare in pensione. Quindi è il momento che la vostra generazione si faccia avanti. Shaolin, Shirai Ryu, FS, tutti insieme. Per la prima missione della squadra dovrete recarvi al tempio Lin Kuei. Da un po' non abbiamo notizie del Gran Maestro. Accertatevi che sia ancora dalla nostra parte, che ci copra le spalle se le cose si mettono male col regno esterno. Dovete portarlo con voi, ma non siate sorpresi se Sub-Zero non avrà voglia di collaborare.
Ti preoccupa il regno esterno. Kotal Khan non rispettava gli accordi di Reiko. Li rispetta, ma sta affrontando una guerra civile. Se i ribelli vincono, gli accordi verranno dimenticati. Imperatore, conosce l'espressione "il gioco non vale la candela"? Kotal Khan ha sempre contrattato con te in maniera onesta, Kano. Certo, certo. Dico soltanto armi potenziate, le mie spie e puff, la lunga guerra civile del regno esterno. Finita. Non sarebbe male rilassarsi un po', no? Tu conosci la posizione di Milina. E tutta la sua armata di ribelli. Direi che il gioco vale almeno 50. Non mi resta che attaccarla immediatamente. Il conflitto va concluso. Come dite voi, ci sta prosciugando. Bene. Abbiamo un accordo? Cosa c'è, Nuora? L'imperatore non dovrebbe preoccuparsene. Incidente in arrivo. Ci penserà questo essere. Fate largo a Kotal Khan! Spostatevi! I Tarkatan sono in posizione. Attendiamo un tuo ordine. Già dato, carissima Tanya. Fermare una carrozza non è nulla, ma uccidere un imperatore... Falso imperatore! Richiede potere. Potere che tu hai, Milina, e che non vuoi utilizzare. Usarlo mi causa dolore, Rain. Ho bisogno di più tempo. L'incursione dell'usurpatore è giunta troppo presto. La pioggia cade quando può cadere. Nessun problema. Se Kano fa quello per cui l'ho pagato. Ora! Fallo! Acta Toknore. Parole sante. Tu mi ferisci, Kano. La tua offerta di aiuto era soltanto fumo negli occhi. Tieniti i tuoi 50 milioni. Milina mi ha promesso il doppio per toglierti di mezzo.
Strozzati con il tuo. In ginocchio. Tu non vali lo sporco sotto le mie scarpe. Sei la Tania di Edenia. Mi fa piacere che ti ricordi quando... Non dimenticherò mai. Ti ha liberato Milina. Lei promise di creare un'Edenia libera, cosa che tu ti sei rifiutato di fare. Un regno esterno unito sa resistere saldamente ai propri nemici. Non sarà mai unito sotto il tuo dominio. La tua ribellione è l'unica cosa che lo impedisce. Brucia, folle! Il tuo sacrificio mi onora. Brucia, folle! Sei una folle a fidarti di Milina.
minacciato. Per l'ultima volta. Mili. Kano voleva ucciderti, viscido serpente! Gon a te! Un altro edeniano. Il presunto mezzodio. Kogatia! Sono un figlio di Argus. Non sono stato nominato dio da un branco di ottusi villici, Voluk. Di sicuro Milina intuisce le tue vere intenzioni, figlio di Argus. Ciò che intendo fare è insegnarti la differenza tra presunzione e divinità. Sacrificio mio onore. E divinità. Il tuo sacrificio mi onora.
Questo dovrebbe metterti a tacere. Non lo toccherai di nuovo. Ma lo farò io. Come erede di mio padre, Shao Kahn, io, Milina, Canum del Regno Esterno, ordino la tua esecuzione. Ci sarà un'esecuzione quest'oggi. Ti pentirai del tuo dissenso, Milina. Il tuo sangue sistemerà le cose. Su per la rampa di scale, fino al limitare del fumo. Cosa ha visto il mio imperatore? Soltanto un cucciolo, cresciuto per essere un giaguaro. Al punto di atterraggio ci dividiamo. Jack e io arriveremo da sud, voi due da ovest. Rendezvous qui, ingresso nord. E poi? Lo prendiamo semplicemente? Se resiste lo impacchettiamo. Direi che la resistenza è un'ipotesi probabile. Sta tranquillo. Se succedesse, sarebbe tutto molto rapido. Le difese avanzate si ritirano come da ordini, Gran Maestro. È confermato. 4 intrusi.